radice pura, sotto il respiro trasparente dell'Etna, una luce di pace copre con profondità umana un grande spazio. Nel tempo ha donato forti emozioni al mondo che anni fa. Radice pura, paesaggio poetico, dove l'arte è vita, profumo immenso per gli uomini, speranza di pace, i fiori. La forza di un uomo circondato dai respiri familiari riesce a dipingere il mondo, arte pura, odore di rosa. Oggi, in questa atmosfera magica, le parole illuminano il cuore. Dentro radice pura si sente il sostegno del grande calore umano, gocce d'acqua che sfiorano i prati. Mi affascina coltivare un pensiero tenero, un lungo percorso in un sentiero ferito, cornice luminosa, con la forza della poesia. Dedico alla famiglia Faro le mie emozioni. Grazie. È stata veramente un grandissimo piacere, veramente un grande onore anche per noi ricevere questa poesia. No, che racchiudeva un po' in sintesi veramente non solo questo uomo ma questa nostra storia, in un momento anche così complicato che stiamo vivendo, questo periodo di grandi guerre, è dato anche un segnale, un messaggio di pace. Perché tanto fa, piante Faro è pace, è realtà, è famiglia. E ho sempre detto dal primo giorno che Piante Faro è una comunità a base familiare. Grazie. Non potevamo concludere questo momento culturale con le tue parole, è stato veramente complimenti e terremo ovviamente questa poesia apposta qui a Radice Pura ma anche a Piante Faro ovviamente.